Buongiorno, la tesi che sono a proporre oggi, sviluppata grazie alla collaborazione di Telecom Italia alla società Operazioni, analizza l'interazione dei sistemi Wi-Fi su backhauling UMTS cioè, su backhauling UMTS. Un breve sommario degli argomenti. Tratteremo brevemente quella che è l'architettura UMTS, lo standard di 802.11 con cui è stata realizzata la connettività locale Borgo Treno Frecciarossa e infine una veloce visuale sul test bed e i risultati della funzione. L'architettura UMTS è stata sviluppata da 3GPP ed è un'architettura, come si vede dall'immagine, a struttura modulare. È composta dallo user equipment. Lo user equipment è la parte più vicina al cliente o all'utilizzatore finale ed è composto a sua volta da un mobile equipment, ovvero il terminale, e la SIM, che ha pronta la SIM UMTS da inserire nel terminale. L'accesso radio viene offerto attraverso l'UTRAN, a sua volta dai nodi, ovvero dalle DTS, dalle base station del gestore collocate sul territorio. UTRAN si interfaccia a sua volta con la core network. Nella core network avviene già la prima politica di trattamento di quello che è il traffico voce, ovvero di una telefonata normale rispetto alla navigazione internet e quindi al traffico dati e comunicazione dei dati. Infatti si vede nel standard network il traffico voce verrà sequestrato e instradato nella parte che si dice telephone network oppure sulla rete SDN, mentre invece il traffico dati verrà instradato direttamente su rete internet. Fondamentale in UMTS è l'accesso alla divisione di codice. L'accesso alla divisione di codice consiste in una sequenza nota di spreading con lo scopo di espandere la banda del segnale informativo. Quindi una moltiplicazione bit a bit di una sequenza nota in modo da ottenere una banda espansa. In ricezione, se non si è in possesso dell'esatta sequenza di spreading, non si potrà riuscire a ricavare il segnale utile. Quindi, senza questa determinata sequenza nota di spreading, quello che riceveremo sarà semplicemente un flebile rumore di disturbo, un rumore tecnico. In cascata allo spreading abbiamo lo scrambling. Anche questa è una sequenza, una moltiplicazione bit a bit di una sequenza nota di pseudo noise, con lo scopo di diminuire il livello di interferenza intercetta. Particolare attenzione va posto sul meccanismo del soft handover. Il soft handover basa il suo funzionamento sulla misura puntuale del rapporto segnale interferente, in questo caso è C su I0, misurata sul canale pilota chiamato CPDCH. Questa misura puntuale è da vari confronti sempre su questo C su I0 fornito da altre celle o da altri settori della stessa cella, il terminale stabilisce se eseguire handover oppure eventualmente se aggiungere nel suo active set una determinata cella o un determinato settore o addirittura rimuoverlo dal suo active set. IE802.11 è un protocollo sviluppato su fine degli anni 90 dalla IE. Nel caso in oggetto di studio la connessione bordo treno è stata realizzata con standard Wi-Fi e con una tecnologia del tipo infrastructure mode, ovvero in ogni carrozza è presente un access point su cui ogni terminale, che qui chiamiamo UOS, Workstation, sceglierà o meno di associarsi alla rete per poter eseguire traffico. L'importante è l'autenticazione. La rete di bordo treno è una rete aperta, cioè priva di chiave o password di rete, quindi è una architettura del tipo Open System Authentication. Ovviamente non avendo un primo controllo di sicurezza lato rete per ottemperare a quelli che sono gli obblighi dell'ex decreto del 2004 Pisano in maniera di antiterrorismo su internet, il livello di sicurezza viene eseguito direttamente a uno stadio più superiore, ovvero ad uno stadio in cui il cliente, una volta che si sarà collegato, dovrà necessariamente autenticarsi su una pagina di Captive inserendo una username e una password univoci, in maniera da ottenere così traccia del cliente e del suo traffico che eseguirà. Lo scenario di studio è quella che è la tratta TAB da Milano Centrale fino a Firenze Santa Maria Novella, per un totale di circa 307 km di rete ferroviaria. Il vettore su cui è stato implementato il Wi-Fi over UMTS è un vettore di tipo Frecciarossa, realizzato interamente in materiale metallico con una scocca in alluminio serie 7000 nota numerical e con l'imperiale realizzato in acciaio e in musetti in Kevlar. È una struttura che ha un potere schermante molto elevato. È stato stimato che ci sono 20 dBm
di attenuazione. Il segnale UMTS quindi da fuori verso dentro subisce 20 dBm di attenuazione, il tutto sommato poi all'effetto Doppler realizzato dallo spostamento molto veloce, perché questo treno supera i 300 km/h anche di velocità di crociera, è un effetto molto considerevole e poco, e rende poco performante un'ipotesi di sola copertura eseguita dalle VTS esterne. L'ambiente che attraversa è tipicamente pianeggiante per quanto riguarda la tratta che va da Milano a Bologna, mentre il percorso da Bologna fino a Firenze Santa Maria Novella, dovendo attraversare gli Appennini, altro non è che un ambiente montuoso e intramezzato da parecchie e frequenti numerose gallerie. Qui viene illustrato come viene realizzata praticamente la struttura di Trespre. Il segnale UMTS, rilevato direttamente da un'antenna collocata sull'imperiale di ogni vagone, viene instradato su un apparato realizzato da Comscope chiamato cronogrametro repeater. Questo repeater non fa che irradiare il segnale UMTS rilevato dall'esterno attraverso un cavo radiante, ovvero un cavo fessurato passato longitudinalmente in ogni vagone o in ogni carrozza. Lato Wi-Fi invece lo stesso segnale prelevato viene convogliato su un modem UMTS della Syncom, a cui è collegato un mobile router realizzato dalla Imola modello 4002T, da cui verranno demandate la gestione della rete locale. Sono state condotte campagne di misura su due corse, sulla corsa 9517, che è una corsa mattutina, e sulla corsa 9541. E le misure sono state effettuate sia lato RNC, ovvero lato rete, e lato mobile router, ovvero bordotreno, attraverso uno script caricato ad hoc sul mobile router Imola. Da questo grafico notiamo subito che i valori di EC sui 0 e i valori di RSCP sono molto superiori rispetto alle medie che si trovano in normali contesti urbani. Ad esempio, per quanto riguarda RSCP, abbiamo una media di meno 79 dBm contro un meno 90 dBm che caratterizza un contesto urbano di discrete prestazioni. Da notare, molto importante, che la finestra di visuale ottenuta dalle misurazioni lato RNC è di circa 20 minuti. Questo perché la tecnologia di Node B lungo la tratta TAB non permetteva un monitoraggio più esteso. Queste sono le misure e i grafici, sempre da corso 95-17, lato mobile router. Ci siamo soffermati su quello che è il rapporto di EC sui 0. Infatti possiamo notare che questo rapporto è tendenzialmente lineare, costante per quanto riguarda la porzione di tratta che va da Milano Centrale verso Bologna Centrale. Non appena si riparte da Bologna Centrale, quindi all'incirca dalle 10:28 e 32 secondi, il rapporto EC sui 0 subisce un incremento e lo tiene, diciamo, questo incremento viene tenuto tale per tutto il percorso che si sviluppa nel sistema di gallerie. Abbiamo giustificato questo incremento di EC sui 0 semplicemente con il fatto che il treno, attraversando un sistema di gallerie, si trova in un ambiente sì abbastanza impervio, ma allo stesso tempo ermetico e, diciamo, blindato da quelli che sono gli effetti dell'interferenza dovuti a contributi esterni. E anche lì possiamo vedere che i valori sia di RSCP sono ottimi, quindi la copertura è realizzata punto a punto. Nella corsa 95-41 queste sono le misurazioni sempre RNC, non fa altro che confermare l'andamento della corsa 95-17, però molto importante è questo grafico qui. In questo grafico qui il rapporto EC sui 0 è addirittura superiore per quanto riguarda la partenza della tratta tra Bologna Centrale verso Firenze Santa Maria Novella. Subisce un sostanziale incremento a livello anche di media. Questo incremento è stato giustificato dal fatto che di pomeriggio statisticamente è stato dimostrato che il numero di viaggiatori a bordo della flotta Frecciarossa è inferiore rispetto al numero di viaggiatori della mattina. Quindi in sostanza abbiamo meno terminali che direttamente si collegano alla rete UMTS propagata a bordo treno. E avendo meno terminali diminuisce ovviamente il rapporto, cioè aumenta il rapporto C sui 0 poiché diminuisce l'interferenza. La mia comunicazione su standard UMTS viene vista dagli altri come comunicazione interferente. Tutte le misurazioni sono state collegate di apposite delle relative coordinate GPS e proiettate con un layer su Google Earth. In blu qui abbiamo quella che è la scia, ovvero la tratta TAB, che va da Bologna Centrale verso Firenze. Nel dettaglio questo è un pezzettino nei pressi di Firenzuola.
In sostanza, dove abbiamo le X rosse, il treno è stato mappato in quel preciso momento. Vediamo nel dettaglio nella prossima diapositiva che attraverso anche la tecnologia di Google Street View è possibile interagire con l'ambiente stesso. Infatti, cliccando su questi punti GPS possiamo ricavare l'ora, latitudine, longitudine, coordinate GPS e tutti i parametri radio del mobile router che arriva in quel preciso istante. Conclusioni, le conclusioni praticamente sono nella trattata perfettamente coperta su tutto l'intervallo studiato e diciamo questo mio studio lascia un pochino il passo a quello che potrebbe essere uno studio a livello di quality of service, ovvero vedere come possono variare le prestazioni del sistema Wi-Fi in funzione sia dei terminali collegati su rete Wi-Fi, ma anche sia in funzione dei terminali presenti col treno e collegati direttamente sulla rete UMTS propagata nelle carrozze. Ho concluso così. Domande? Grazie. Grazie a te. Arrivederci.